San Donà di Piave è una città sicura? L'abbiamo chiesto all'assessore alla sicurezza Alberto Schibuola attraverso un confronto nei nostri studi. Vediamo. Incontriamo oggi l'assessore alla sicurezza Alberto Schibuola. Buonasera. Buonasera. Parliamo della sicurezza a San Donà un po' in generale. Si può obiettivamente ritenere San Donà di Piave una città sicura? Senz'altro. Ovviamente San Donà di Piave è una città che ha oltre 42.000 abitanti, ha delle problematiche importanti, però riteniamo in questo momento di controllare pienamente il territorio. Che cosa è cambiato negli ultimi anni? Quali possono essere i cambiamenti che ha affrontato la città in materia di sicurezza? Allora, sono aumentati i problemi per quanto riguarda il controllo territoriale, perché ovviamente una città che cresce come è cresciuta la nostra città di molti abitanti, perché raggiungere 42.000 abitanti in 5 anni non è da poco. Quindi questo ha comportato per noi dei grossi problemi. Allora noi lavoriamo sempre in coordinamento con le forze dell'ordine, con la quale sono stati istituiti dei piani territoriali sandonatesi di sicurezza. Cioè nel caso che si verificano delle cose importanti nel San Donatese, noi sappiamo già dove intervenire, che vie bloccare e quant'altro. Questo abbiamo concordato con le forze dell'ordine e questo reputiamo una cosa importante. Perché infatti in esperienze che abbiamo avuto purtroppo, per fortuna non molte, siamo riusciti a bloccare certe situazioni che si stavano rivelando molto pericolose, se non fossero state controllate in maniera debita, ma questo è successo. Quali possono essere, al contrario, le problematiche che andrebbero affrontate in questa città? Ci sono delle zone più a rischio particolarmente? No, non ci sono delle zone particolarmente a rischio. Diciamo che le problematiche sono più o meno uguali in tutto il territorio. Noi abbiamo avuto in questi ultimi anni un cambiamento di problematiche e intendo questo. Negli ultimi anni, come voi sapete, c'è stata una liberalizzazione del movimento a livello europeo di cittadini. Questo, indubbiamente, per noi, come anche in tutte le altre realtà, sia venete che nazionali, ha comportato dei problemi di ordine pubblico. E qui purtroppo mi riferisco principalmente a persone dell'est europeo. Perché indubbiamente c'è stato un periodo nel quale c'è stato un aumento dei furti in abitazione. Noi sappiamo che questo vengono fatte da bande itineranti, ecco, quindi non è una malavita sandonatese, ma sono delle bande itineranti che girano in tutto il nord-est e non solo nord-est, i quali sono specializzati nei furti nelle abitazioni. Devo dire che ultimamente questo è il nostro cruccio principale, furti nelle abitazioni. Avete organizzato o organizzerete in futuro magari degli incontri per sensibilizzare alla sicurezza, per informare i cittadini sui cambiamenti? Certo, noi l'abbiamo già fatto, anche negli ultimi incontri che abbiamo fatto nelle frazioni, abbiamo parlato anche di questo. Noi ci siamo confrontati e presentati a tutta la cittadinanza nelle varie realtà territoriali di San Donà di Piave, esponendo quelle che erano le nostre intenzioni operative nella città, ovviamente a 360 gradi. Però nei 360 gradi c'è anche la sicurezza, quindi c'è stato un dialogo con i cittadini. Poi lo devo dire che io sono anche assessore alle frazioni, quindi questo un po' mi aiuta perché io ho dei referenti ovviamente nelle varie zone del territorio sandonatese col quale relazionarmi e parlare di questo e anche di altro. Per oggi è tutto, noi ringraziamo l'assessore Alberto Schibuola per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi, grazie, buonasera.